Oggi è stato inaugurato il CRS, il cuore operativo della rete di monitoraggio sismico del Friuli Venezia Giulia. Sicuramente l'abbiamo fatto nel momento forse più giusto, ricordando i 40 anni del terremoto del Friuli del 1976, però devo dire che qui veniamo da lontano. Questo istituto è stato appunto istituito proprio con la legge di ricostruzione, ci è voluto un po' di tempo, però oggi ha una sede qui a Udine assolutamente dignitosa, importante, dove si possono fare tutte quelle attività che sono così determinanti in caso di terremoto, anche nella fase cosiddetta di prevenzione. È vero che non si possono prevenire terremoti, ma è anche vero che si possono diminuirne gli effetti negativi, e quindi bene che ci sia la possibilità qui per l'istituto di incontrare le scuole, di dare tutte le informazioni, di dare quei suggerimenti che ci dimentichiamo a volte nel momento del bisogno o dell'emergenza e che possono salvare delle vite. E bene anche la formazione che facciamo con i volontari. Qui importante che ci sia questo incrocio di informazioni tra la protezione civile, l'istituto, i dati che vengono forniti a Roma alla sede centrale. Questo scambio di informazioni credo che sia estremamente utile, anche perché vogliamo conoscere sempre di più e meglio il nostro territorio.